Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. El dia 3 de abril de 2021, lá está fatta na reunião com a cidade de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, su programmi culturai e corsi di italiano. El estado de Rio Grande do Sul è conosciuto aver ricevuto alcune comunità italiane, e la sua maggioranza di origine veneta, e così le varianti di lingua veneta le è diventate lingua franca per tutta sta gente vinesta dell'Italia, anche quei che noi parliamo a Veneto. Fino agli anni 80 si vedeva dei gaepin o dizionari, programmi di radio e libri, andoi che sempre veniva fuori la nomenclatura lingua veneta su Rio Grandense o so che Veneto brasiliano. Però, ai di rincò, e che ne quei che ha cambiato il nome e chiama Veneto brasiliano italiano. Devo affermare che in Rio Grande do Sul non si parla mia Veneto, ma si una mescoianza di lingue nord italiane, come fa Lombardi, Friulam, Veneto e anche Trentin, che secondo i linguisti italiani che si occupa delle lingue minoritarie in realtà non sarebbe mia una lingua, ma chiaramente una variante di lingua veneta, visto che il contatto e la vicinanza col territorio Trentin e il GA con la regione del Veneto. Il Dipartimento Linguistico della Università di Utrecht, Olanda, ele ha fatto una ricerca in tale stato del Rio Grande do Sul e ha constatato che il cosiddetto italiano è davvero il Veneto, con tutta la sua struttura grammaticale, come che l'era chiamata fin pochi anni in Rio. E il fatto di avere parole in portoghese rento non la fa mia una lingua nuova, orsuso, alle come le altre lingue del mondo, anche il portoghese, andoi adoperemo alcune parole foreste. È sempre onesto farti sapere che la parola italiana la vuol dire italiano, e che principalmente in co, per via di sto nome, la gente la fa confusione. E i più giovani, per esempio, pensa che l'italiano sia un dialetto dell'italiano standard. Allora, se non ti sai che lingua che ti parli, sta notizia la si parla di lingua veneta. Così, se ti si buon da capire sta notizia, occhio amico, che in realtà ti sei un parlante del buon vecchio veneto, la nostra lingua veneta. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.